Approvato il progetto esecutivo per la demolizione e la ricostruzione dell'asilo Nido Malaguzzi nel quartiere del villaggio Peruzzo di Agrigento. L'intervento, dal valore complessivo di 1.080.000 euro, rappresenta un passo significativo per il recupero di un immobile chiuso e abbandonato dal lontano 2019. Il progetto, approvato in linea tecnica dal RUP, ingegnere Gerlando Trupia, e in linea amministrativa dall'amministrazione comunale di Miccichè, a fine dicembre 2024 è finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, nell'ambito del nuovo piano per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per la prima infanzia. L'obiettivo è restituire centralità a un edificio che rappresenta un punto di riferimento per il quartiere, ha dichiarato l'assessore Principato, che ha più volte espresso il desiderio di vedere nuovamente operativo questo spazio dedicato ai più piccoli. Il nuovo edificio sarà realizzato secondo i principi della bioarchitettura, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, con l'obiettivo che è quello di creare un luogo stimolante, inclusivo e sereno in cui architettura e pedagogia si integrino per favorire la crescita e l'integrazione sociale. L'intervento mira inoltre a migliorare la qualità della vita del territorio, conferendogli prestigio e rafforzando il supporto alle famiglie. Il rendering del progetto dà un'idea chiara dell'innovazione e delle qualità che caratterizzeranno il nuovo edificio. Aggiunge l'assessore Principato, sono linee moderne con spazi ampi e luminosi e materiali ecosostenibili saranno gli elementi distintivi della struttura. I lavori sono già stati affidati tramite Invitalia e prevedono l'inizio imminente del cantiere. Tutte le autorizzazioni necessarie sono state regolarmente ottenute, le tempistiche sono fissate per il 31 marzo 2026 per il completamento, mentre il collaudo finale al 30 giugno 2026. Siamo entusiasti del risultato raggiunto, conclude l'assessore Principato, e certi che il progetto avrà un impatto significativo sul territorio, riportando l'asilo Nido Malaguzzi al centro della comunità.